Condizioni igienico-sanitarie precarie, circoli privati trasformati in abitazioni, droga e stranieri irregolari. L'ex area funghi di via Bernina passata al setaccio durante un maxi blitz delle forze dell'ordine. Polizia, carabinieri, finanza e polizia locale hanno blindato la zona considerata uno dei luoghi più degradati di Padova e hanno controllato tutti i locali e circoli etnici che si trovano all'interno. Un'operazione che arriva dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini dell'Arcella. Senz'altro questa era una risposta che andava data al cittadino. Dopo le numerose segnalazioni e dopo il grande senso di responsabilità che il cittadino padovano ha dimostrato in questi difficili mesi, c'era bisogno di una risposta delle istituzioni. I poliziotti hanno fermato e identificato 60 nigeriani, 9 senza documenti sono stati portati in questura per essere fotosegnalati, 4 sono stati denunciati e 6 dovrebbero essere espulsi. Nascosti sotto 5 furgoni parcheggiati all'interno dell'area sono stati trovati involucri contenenti 88 grammi di marijuana. All'interno di un circolo privato è stato trovato un alloggio abusivo. Vi sono alcune persone, anche se piccole unità, che occupano una parte dello stabile ad uso abitativo e anche su questo stiamo verificando se vi siano dei regolari contratti di affitto o delle concessioni d'uso di questi stabili. Finanze e polizia locale hanno controllato anche alcune associazioni come quella congolese, un circolo che doveva essere chiuso per disinfestazione e che invece era aperto. L'intervento era proprio finalizzato innanzitutto a controllare i lavoratori in nero se ci fossero presenti all'interno dello stabile, ma comunque controllare anche chi fossero gli avventori dei circoli e se fossero effettivamente soci del circolo. Precarie le condizioni igieniche in tutti i locali controllati. In una cella frigorifera i vigili hanno sequestrato un ingente quantitativo di carne mal conservata. Stiamo parlando di circa 40 kg di prodotti alimentari, carne surgelata in modo non conforme e contenuta in dei sacchetti di nylon.